di Federalberghi Veneto, situazione peggiore del Covid, per far fronte alle spese rischiamo di non pagare i nostri dipendenti. Intanto a Treviso gli esercenti espongono le bollette da record in vetrina per protesta, e da Venezia la proposta dei baristi alzare il costo del caffè a 1,50 € per tamponare gli aumenti. Alla guida di un SUV investe una postina una turista a distanza di 100 metri e poi scappa. È successo a Rocca Pietore, nel bellunese. Caccia al pirata della strada, le 2 donne ferite ma se la caveranno. La tragedia di Castelfranco era senza lutti, la bici del 17enne travolto e ucciso dall'auto sul cavalcavia, fra 15 giorni l'esito dell'esame tossicologico. Sequestrata in casa e trattata come un animale, allucinante storia di violenza e gelosia ad Arzignano, 39enne peruviano arrestato dai carabinieri, la vittima una donna romena con la quale aveva avuto una reazione. Salvo imprevisti, l'impianto che ospiterà le gare olimpiche e paraolimpiche di bob, skeleton e slittino parteranno a giugno 2023. Bomba Day ad Altavilla Vicentina, rimandato ad ottobre, summit tecnico in prefettura per delicate procedure che riguardano l'ordigno al fosforo. Il sindaco sarà disinnescata in mare. 44 anni fa il cardinale Albino Luciani salì al soglio pontificio come Giovanni Paolo I, l'inizio del pontificato più breve della storia ma intenso come pochi. Fervono i preparativi per la beatificazione del 4 settembre. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Ancora il caro energia in primo piano. Federalberghi parla di una situazione peggiore a quella del Covid, con il rischio di non riuscire a pagare i dipendenti, ed intanto gli esercenti dei bar potrebbero alzare il costo del caffè a 1,50 € per far fronte agli aumenti. Volano i prezzi di gas ed elettricità ed è allarme Federalberghi. Il presidente veneto Massimiliano Schiavon parla di situazione peggiore rispetto a quella che la categoria ha dovuto affrontare con il Covid. Aggiunge che oggi si corre il rischio concreto che gli albergatori che pagano le bollette non riescano a fare altrettanto con i dipendenti. Forti ricadute occupazionali quindi, in quanto la situazione drammatica potrebbe comportare problemi per il rinnovo dei contratti sugli stagionali e l'occupazione in genere. Ma il caro energia preoccupa anche gli esercenti, che lanciano un appello: vorrebbero portare il costo del caffè a 1,50 €. Altrimenti corriamo il rischio di andare fuori mercato. Aumenti consigliati che il direttore dell'Associazione Esercenti Pubblici Servizi Venezia non avrebbe mai voluto invitare gli associati a farli, ma l'attuale prezzo, come ribadisce lo stesso Pancin, non si può più mantenere, in quanto la macchina del caffè assorbe 3 kW di potenza ed è sempre accesa. Vendere un caffè sotto costo anche no, insomma, ecco. Ma tra gli esercenti c'è chi vorrebbe aumentare anche il prezzo di altri prodotti. Anche lo spritz. Come mai? Perché non ci si sta dentro a 3,50 € o 4 €, bisogna venderlo minimo a 6-7 €. Che rincari ha visto nell'ultima bolletta? Il 20-30% in più. Rispetto a quella dell'anno scorso o di 2 anni fa? No, rispetto a quella dell'anno scorso. Bisogna ridurre un po' tutto. E come fate voi? Come facciamo? Cerchiamo di farcela. Arriviamo a fine mese che siamo coi conti a zero. Un allarme per non portare le nostre economie fuori mercato. E l'aumento esponenziale dei costi per l'energia porterà a breve molte attività alla chiusura. La previsione arriva dai commercianti trevigiani, che hanno già chiesto per questo il ripristino della cassa integrazione. Ripristino della cassa integrazione, perché con questi costi tante aziende lavorano in perdita e quindi è chiaro che si dovrà valutare anche un periodo di chiusura. Questa è la prospettiva se non ci saranno correttivi immediati sul caro bollette. Cifre impressionanti che arrivano in ogni momento al cellulare della Presidente dei commercianti trevigiani Dania Sartorato, accompagnate dalle richieste di sostegno da parte di esercenti sempre più sconfortati. C'è veramente molta agitazione, perché è arrivato tutto in un momento, anche se è da febbraio che sappiamo che gli aumenti ci sono. Adesso è arrivato il mese di luglio, in queste settimane, al rientro dalle vacanze, con tutta una situazione di incertezza e con queste scadenze che sono a brevissimo, per cui è stata richiesta una riunione straordinaria per attivare uno sportello bollette in Unione Provinciale Confcommercio, per dare gratuitamente agli associati almeno una consulenza su come fare se dovessero arrivare bollette
bollette, maxi bollette come quelle che stiamo vedendo in questi giorni. Cifre triplicate che fanno letteralmente saltare i bilanci di attività che stanno ancora facendo i conti con la crisi causata dal Covid. Per questo anche da Treviso è già partita per Roma una richiesta importante. È stato chiesto il ripristino del credito d'imposta già utilizzato in periodo di pandemia per le nostre imprese che non sono considerate energivore, quindi non ricadevano nel percorso di sostegno alle imprese. Ma questo non riuscirà ad evitare aumenti dei listini, come già annunciato a Venezia per la tazzina di caffè a 1,50 €. Quella strada è segnata, bisognerà arrivare necessariamente ad un aumento. Forse non sarà il caffè il prodotto proprio principe degli aumenti, però altre voci di costo altri listini dovranno essere necessariamente rivisti se non c'è un cambio nei costi, se non c'è un freno ai costi. E proprio per essere trasparenti con i clienti che da ieri pomeriggio l'Associazione Commercianti ha invitato tutti gli iscritti a pubblicare le proprie bollette, come già fatto in serata da questo ristoratore di Cison, seguito da molti altri nella giornata di oggi. Uno sfogo con un'azione concreta per indirizzare la rabbia di questi giorni che stanno arrivando le bollette che sono fuori da ogni logica, veramente alla follia. E per effetto delle difficoltà economiche del caro prezzi nel carrello della spesa, gli italiani hanno tagliato gli acquisti di frutta e verdura che crollano nel 2022. Sempre meno frutta e verdura nelle tavole dei padovani per colpa dell'aumento dei prezzi. Secondo le stime di Coldiretti, nel 2022 gli acquisti di ortaggi crollano in quantità dell'11% rispetto allo scorso anno. Il consumo di frutta e verdura delle famiglie nel primo semestre del 2022 si è attestato a 2,6 milioni di tonnellate in quantità. C'è stato un mix esplosivo, da un lato l'aumento di costi di produzione e l'aumento di costi energetici, dall'altro una minore produzione data da un'annata siccitosa e con molti eventi calamitosi. Questo ha fatto sì che nel carrello dei nostri consumatori la spesa alimentare sia aumentata. Purtroppo ne ha fatto spese la frutta e la verdura, che sono elementi basilari della nostra dieta mediterranea, con un calo medio dell'11%. Con punte 17-16 sulle zucchine e un 3-4 sull'insalata. A pesare è stato l'aumento dei prezzi che sono rincarati al dettaglio per gli ortaggi del 12,2% e per la frutta dell'8,5%. Siccità ma anche caro energia che stanno mettendo in ginocchio le aziende del settore primario. Per le imprese agricole, per chi produce, la situazione non è rosea, perché purtroppo, due dati solo per far capire, 160-170% in più dei concimi, un 130-140% in più del gasolio, per non parlare dell'energia, fa sì che molte di queste hanno problemi dal punto di vista della redditualità e quindi stimiamo che un'azienda su 10 sarà destinata a chiudere e una su 3 avrà per il momento dei problemi economici dal punto di vista della redditualità. Un circolo vizioso che avrà un impatto devastante per l'economia ma anche per la salute. Il taglio dei consumi di frutta e verdura nel tempo infatti non farà di certo bene alle persone se si considera che è di 400 grammi per persona la soglia minima di frutta e verdura fresca da mangiare più volte al giorno raccomandato dal Consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una dieta sana. Per questo Coldiretti Padova si appella alla politica per mettere in campo azioni concrete. Se non si farà un qualcosa di tangibile, di concreto dal punto di vista energetico, e quindi questo vuol dire non risolvere il problema a livello italiano ma parlarne a livello europeo, non solo l'agricoltura ma tutti i settori imprenditoriali del nostro territorio andranno in sofferenza, come le nostre famiglie, chi nel piccolo chi nel tanto, per quello che succederà nei prossimi mesi. 2 donne ferite e l'investitore in fuga. È accaduto questa mattina a Rocca Pietore. Proprio pochi istanti fa si è saputo che le forze dell'ordine sono riuscite ad individuare il pirata della strada. Sarebbe un 60enne del posto, ma sentiamo che cosa è successo oggi. Pirata della strada purtroppo oggi in azione verso le 11 a Saviner di Rocca Pietore. La vettura procedeva da Caprile di Alleghe verso il paese. Dopo il suo passaggio sulla regionale 203 a Gordina sono rimasti 2 feriti. La postina, una Gordina 35enne che era in servizio, e una turista sui 40 anni è rimasta cosciente, ma caricata sull'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore perché presentava una preoccupante ferita alla testa. La cosa che viene spontaneo dire è
L'incidente può succedere, ma in questo caso mi sembra di aver capito che è qualcosa di più grave. Brutta cosa sicuramente il fatto di essere scappati. Entrambe le donne sono state investite nell'arco di 150 metri. La prima di fronte all'edilizia Bassotti e la seconda poco prima della centrale Enel nei pressi dell'albergo Aurora. La macchina si è subito dileguata salendo verso Rocca Pietro e Passo Fedaia oppure sulla strada per Livinallongo del Col di Lana, Passo Falzarego. Come detto anche dal sindaco, chi era al volante non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto i carabinieri di Caprile e i vigili del fuoco volontari di Caprile. Testimoni che hanno visto quanto accaduto avrebbero fornito agli uomini dell'Arma indicazioni utili per identificare il pirata. E torniamo ora a parlare del terribile incidente a Castelfranco costato la vita ad un ragazzo di 17 anni, indagini in corso. Non c'erano le luci accese, la mountain bike era sprovvista dei dispositivi obbligatori di illuminazione e quanto hanno potuto appurare gli agenti della Polizia Stradale di Treviso esaminando la bicicletta di Kevin Carraro, il 17enne travolto e ucciso dall'auto condotta da un 20enne neopatentato sul cavalcavia di Via Lovara a Castelfranco Veneto, dove si è consumata l'11ª tragedia della strada in questo agosto maledetto sulla Marca. Kevin inoltre non indossava la casacca catarifrangente necessaria se si percorre la strada in bicicletta nelle ore serali e notturne. Sul ciglio della strada dove è caduto a terra, dopo un volo di una decina di metri, qualcuno in queste ore ha adagiato un mazzo di girasoli, mentre la comunità resta sconvolta. Abbiamo portato le condoglianze mie personali e quelli di tutta l'amministrazione di Castelfranco Veneto e della comunità. Una tragedia immane, un dolore forte che non può trovare consolazione, ma almeno porta alla famiglia il sapere che c'è una comunità che si stringe a loro. Aperta l'inchiesta per omicidio stradale, le indagini della polizia continuano con l'obiettivo di accertare con esattezza la dinamica. Il 20enne neopatentato alla guida dell'auto si è dimostrato fin da subito collaborativo con la polizia. Negativo all'etilometro, ha deciso di sottoporsi anche al prelievo del sangue. Resta da capire perché Kevin abbia sbandato improvvisamente con la sua bicicletta verso il centro strada mentre stava sopraggiungendo la vettura e se con gli amici aveva bevuto alcolici che potrebbero aver alterato il suo stato psicofisico. Secondo il racconto di un amico, prima dell'incidente, i ragazzi erano andati a bere degli spritz in un locale. Io attenderei l'esito delle istanze che stanno portando avanti gli inquirenti per trarre le conclusioni puntuali. Certo è che alcuni comportamenti debbono cambiare un po' l'approccio culturale anche rispetto alla sicurezza. Promozioni di consumo di sostanze alcoliche che si rendano convenienti entro determinati orari non sono percorsi educativi e quindi invito tutti a fare una riflessione attraverso comportamenti un po' più responsabili. Ci sono volute ore per spegnere le fiamme, per dare un nome ai corpi carbonizzati delle vittime del rogo esploso sull'autostrada A21 nel Piacentino. Ieri 2 veneti hanno trovato la morte nella trappola di fuoco. Si tratta del vicentino Nicola Negro, 56 anni, e il veronese Stefano Cappelletti, 54 anni. I mezzi sui quali erano a bordo si sono incendiati in seguito ad un tamponamento in cui erano coinvolti mezzi pesanti. Per loro non c'è stato purtroppo nulla da fare, sono stati trovati carbonizzati dai vigili del fuoco una volta spente le fiamme. Un blitz dei carabinieri, ora una storia davvero incredibile che arriva da Arzignano. Blitz dei carabinieri che ha messo fine alle sevizie di una donna che era stata immobilizzata dal compagno. Sentiamo che cosa è successo. Valdagno, un cittadino peruviano di 39 anni giunto in Italia da 3 mesi, è stato arrestato dai carabinieri di Arzignano. L'uomo è accusato di sequestro di persona, minaccia aggravata e diffusione di immagini sessualmente esplicite ai danni di una donna rumena con cui in passato aveva intrecciato una relazione. La fine delle sevizie è avvenuta grazie al provvidenziale intervento degli uomini dell'Arma che lunedì scorso hanno fatto irruzione nell'abitazione dove la donna era stata segregata.
La vittima era riuscita in un momento di distrazione dell'uomo a lanciare l'allarme attraverso un messaggio con il cellulare di un amico, cellulare che le era stato sottratto con la forza. Prima di entrare in casa i carabinieri avevano localizzato l'esatta posizione della donna attraverso le urla e le richieste di aiuto che venivano lanciate dall'interno. Una volta entrati i militari hanno finalmente liberato la donna che presentava evidenti segni di percosse. La vittima prestava servizio come domestica in quell'abitazione. L'uomo era ospite della proprietaria assente da qualche giorno. A seguito di incomprensioni, la donna aveva comunicato al peruviano l'intenzione di chiudere la relazione, ma la reazione è stata immediata. Minacciata di morte con alcuni coltelli da cucina, la donna sarebbe stata costretta a sedersi su una sedia tutto il tempo, vietandole di bere e andare in bagno. Alla donna è stato impedito inoltre di recuperare il figlio e comunicata l'intenzione di pubblicare immagini a sfondo sessuale che la riguardavano su siti pornografici. Ieri il GIP del Tribunale di Vicenza ha confermato l'arresto del 39enne. Torniamo ora in provincia di Padova con una tragedia che si è verificata all'ospedale di Campo San Piero, dove un sanitario si è tolto la vita lanciandosi dall'8° piano della struttura ospedaliera. L'ultima visita e poi il gesto estremo. Gli ultimi minuti di vita li ha trascorsi con i suoi pazienti, poi è salito all'8° piano dell'ospedale e si è gettato. Shock a Campo San Piero, dove un tecnico del reparto di oculistica si è tolto la vita ieri pomeriggio. L'uomo 36enne ha ripiegato il camice da lavoro e poi si è gettato nel vuoto. Una tragedia avvenuta sotto gli occhi dei colleghi medici che si trovavano in quel momento all'esterno del nosocomio per una pausa. Immediati i soccorsi, ma il sanitario è morto sul colpo. Il volo di oltre 8 metri non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno cercato nell'ufficio del sanitario qualcosa che potesse spiegare i motivi del gesto estremo, ma pare che il 36enne non abbia lasciato alcun biglietto. Salvo imprevisti, i lavori per la realizzazione dello sliding center a Cortina d'Ampezzo, l'impianto che ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche di bob, skeleton e slittino partiranno a giugno del 2023. L'annuncio ieri sera in municipio a Cortina dal commissario per le opere olimpiche Luigi Valerio Sant'Andrea. L'istruttoria finalizzata al perfezionamento del progetto definitivo dello sliding center e l'appalto e quindi l'inizio dei lavori è previsto ad oggi a giugno 2023. Salvo imprevisti, le operazioni di strip out, cioè di demolizione della vecchia pista da bob Eugenio Monti a Cortina, si concluderanno entro l'anno. A giugno il via alle opere di costruzione del nuovissimo sliding center, l'impianto che ospiterà le gare olimpiche e paralimpiche di bob, skeleton e slittino, che avrà una capacità di 5.500 posti e che costerà 80 milioni. La priorità è assoluta, l'hanno ribadito ieri sera nella sala consiliare di Cortina il commissario per le opere olimpiche Sant'Andrea e il viceministro Morelli. Senza la pista di bob non ci sarebbero le Olimpiadi, senza la pista di bob non ci sarebbe la variante di Longarone, senza la pista di bob non ci sarebbe la variante di Cortina, senza la pista di bob non ci sarebbe questa grandissima vetrina dell'Italia nel mondo. Moderato dal direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, l'incontro pubblico ha fatto chiarezza sul percorso svolto sin dal giorno dell'assegnazione delle Olimpiadi nel 2019, che sono e saranno una grande opportunità per tutto il territorio per rafforzare l'accessibilità e la qualità della vita della montagna bellunese. Le Olimpiadi possono essere una buona occasione come lotta allo spopolamento, che è un grande problema che attanaglia la montagna in generale, e Cortina, a differenza di altri territori, ha questa grande opportunità. 2 miliardi sul piatto per le infrastrutture che saranno realizzate fra Lombardia e Veneto. Opere storiche per la provincia di Belluno sono le varianti di Longarone e Cortina, che però, oramai inutile sperare, non potranno essere pronte per l'appuntamento olimpico. Al di là delle Olimpiadi vere e proprie, e serviranno anche per le Olimpiadi, ma lasceranno un grande segno per questa parte della montagna, per l'accessibilità a questa parte della montagna che mai credo avremmo potuto aspirare ad avere. Il tempo è nemico, ma noi contiamo di poter raggiungere l'obiettivo entro il 2026, e per quanto riguarda quelle infrastrutture così impegnative che non riusciranno a raggiungere l'obiettivo, comunque quelle saranno una grande eredità per questi territori. Territori fragili, troppo fragili per un evento di tale portata per alcuni manifestanti che ieri sera hanno protestato in Corso Italia. Le criticità ci sono in tutto, però se le spieghiamo e facciamo comunque capire quello che
è il futuro, è quello che sarà poi il guadagno, comunque diciamo la rivalutazione di Cortina la gente lo capisce e quindi riusciremo a fare quello che dobbiamo fare. Sicuramente non tutti sono contenti, ma noi diciamo sempre che fa molto più rumore un albero che cade che non una foresta che cresce. La pagina dedicata alle elezioni, ora nella nostra prima edizione tra i temi del dibattito anche lo scontro tra chi ha deciso di correre in solitaria come Unione Popolare e Alternativa per l'Italia e l'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana che ha stretto un patto elettorale con il PD nel centro-sinistra. Sentiamo le diverse posizioni. Penso che il centro-sinistra non rappresenti in alcun modo alcuna forma di giustizia sociale e di giustizia ambientale per ciò che ha portato avanti. Penso che la nostra proposta insomma fosse chiara, di metterci attorno a un tavolo, di continuare a portare avanti come stiamo pervicacemente facendo da anni e con perseveranza facendo da anni un tentativo di alternativa a questo modello di sviluppo. E sono 14 anni che si parla di voto utile, penso sia l'unica argomentazione che il centro-sinistra ha in mano oggi, finché gli credono come purtroppo gli hanno creduto finora. Cosa c'è stato di utile nel Job Act? Cosa c'è stato di utile nello Sblocca Italia? Cosa c'è stato di utile nella Fornero? Cosa ha prodotto di utile il centro-sinistra sia nelle fasi di governo sia nelle fasi di opposizione? Al di là dell'essere duri e puri, bisogna essere in grado di entrare in una alleanza per il governo di questo Paese, che significa anche contrattare programmaticamente un programma di governo, appunto, scusate il bisticcio di parole, ma significa anche, come è stato fatto in tutta Europa e anche in Italia, cercare di cambiare la mentalità e la cultura politica degli altri alleati. Io sono convinta che ci voglia realismo, che ci vogliano le alleanze, addirittura anche trasversali, perché non è detto che certi provvedimenti non trovino anche ascolto, a me è capitato in Parlamento e non solo in Parlamento, anche dalle altre parti. Voglio trovare la possibilità di portare a casa il risultato, non mi basta le bandierine, le testimonianze. La sinistra e i Verdi, dico, ma con tutte quelle buone idee che avete, perché dovete andare ad allearvi con gente che la pensa in maniera diversa, che fa dell'opportunismo la forma politica per agire? È opportunismo puro e buono. Tanto che ormai siamo arrivati, almeno dalle letture dei giornali, da commenti che sento, che il programma del PD è uguale identico al programma della Meloni, di Fratelli d'Italia. Ormai si stanno avvicinando, si stanno sovrapponendo su tutto. Per cui andate a fare alleanza con quella gente lì. Quella gente là vi frega, semplicemente vi annulla. Io dico, votate per un'alternativa per l'Italia, che è il partito che io rappresento, ma se non vi va bene Alternativa per l'Italia, andate in cerca di altri partiti e date forza a questi altri partiti, che se saremo rappresentati in Parlamento in qualche maniera riusciremo a condizionare quei vecchi marpioni che sono da sempre là, che se la girano, rigirano e sono sempre quelli. Quindi se continuiamo a votare quella gente là, per l'Italia non cambierà niente. Bombadaio ad Altavilla Vicentina, rimandato ad ottobre, summit tecnico in prefettura per le delicate procedure che riguardano l'ordigno al fosforo. Combustione in alto mare. Questa è la particolare e insolita procedura al vaglio grazie alla quale l'ordigno al fosforo rinvenuto nel cantiere della Tava ad Altavilla Vicentina pare verrà disinnescato. A spiegarlo è il sindaco di Altavilla dopo il vertice in prefettura convocato per definire le modalità operative del disinnesco, rese complesse dalla tipologia della bomba americana della Seconda Guerra Mondiale, che qualche mese fa ha tenuto con il fiato sospeso i residenti, incendiandosi in piena notte e creando una colonna di fumo che ha richiesto l'intervento degli artificieri per renderla inerte. Tutto si rimanda a nuovi tavoli tecnici e la data ipotizzata per il Bomba Day potrebbe essere una domenica di ottobre.
anche perché l'operazione sta procedendo per la dissoluzione in mare, quindi cioè con questa operazione con la Marina, e quindi si penserà di avere il mare più sgombro possibile. Ecco, e come funzionerà? Qual è proprio la procedura al vaglio? Allora, la Marina, che ha già trattato un argomento simile, ha predisposto un attrezzo che si chiama Camino, dove la bomba praticamente viene annegata nell'acqua e poi sarà caricata in un pontone a Venezia, delle parti di Venezia, e trasferita in alto mare, dove avrà luogo la combustione e quindi la propagazione dell'acido che viene prodotto dal fosforo che va in combustione. Il raggio di sicurezza fissato è di 444 metri, comporterà l'evacuazione di circa 1 migliaio di persone tra Altavilla e il comune confinante Sovizzo nel momento in cui la bomba verrà prelevata prima di essere traghettata in mare. Anche strada Cordellina e strada del Melaro saranno chiuse per le operazioni, così come il tratto ferroviario. Noi abbiamo parecchie interferenze, abbiamo intanto 840 persone da evacuare, Altavilla, Sovizzo poche, e abbiamo delle strade da chiudere perché la strada regionale 11, la Cordellina e anche la strada del Melaro, quindi abbiamo già predisposto percorsi alternativi, e poi ci sarà la ferrovia, per la quale appunto l'orario di minor traffico sarebbe di domenica, in mattinata di domenica, e quindi c'è un bel problema. Fortunatamente la linea autobus non viene toccata e quindi qualche servizio rimane. 44 anni fa oggi il cardinale Albino Luciani salì sul soglio pontificio ed il suo pontificato durò 33 giorni, fra i più brevi della storia. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Le prime parole del cardinale Albino Luciani affacciato su piazza San Pietro nel pomeriggio del 26 agosto 1978, la sorpresa, l'emozione, il sorriso commosso di fronte alla folla di fedeli abbracciati dal colonnato del Bernini. I due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Uno ha detto: coraggio, se il Signore dà un peso darà anche l'aiuto per portarlo. E l'altro collega: non abbia paura, in tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. La vocazione accesa da padre Remigio, la scelta di entrare in seminario con la benedizione del padre, un operaio socialista. Di Papa Luciani si ricordano il pontificato breve, durato solo 33 giorni, e la morte improvvisa. La memoria, canale d'Agordo nel mondo, è legata alla riconoscenza nei confronti di una figura ammirata, specie per l'amore dimostrato nei confronti degli ultimi, dei giovani e dei lavoratori. Giovanni Paolo I, orgoglio della terra bellunese e veneta, sarà nominato beato al termine di un iter durato 18 anni, concluso il 13 ottobre dello scorso anno. 18 anni di lavoro, attesa e preghiera per il riconoscimento di una guarigione scientificamente inspiegabile attribuita all'intercessione di Papa Luciani. Il passo desiderato da una moltitudine di persone che attesta una fama di santità mai venuta meno con il passare degli anni. L'attesa cresce per la cerimonia di beatificazione che avrà luogo domenica 4 settembre alle 10:30 a Roma. A Canale d'Agordo un maxi schermo in piazza riproporrà le immagini per i fedeli che non potranno raggiungere piazza San Pietro. L'11 settembre alle 16, sempre a Canale d'Agordo, le 3 diocesi di Belluno Feltre, Vittorio Veneto e Venezia si uniranno in un comune rendimento di grazie per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Arrivederci, ci salutiamo come sempre con il meglio. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in calo, l'ultimo fine settimana di agosto, da bollino rosso per il traffico del controesodo, vedrà anche un aumento dell'instabilità sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 27 ci mostra una situazione decisamente variabile. Al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio alternanza di nuvole e rasserenamenti, attesi rovesci e temporali dapprima sui monti e a seguire anche sulla pianura, locali fenomeni anche sulle zone costiere. Temperature in lieve calo, minime tra 16 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. In giornata saranno possibili rovesci a carattere sparso, più probabili a partire dal pomeriggio. Soffierà bora moderata sulla costa, specie a Trieste. Temperature minime sui 20-23 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, precipitazioni sin dal mattino in questo caso, alternate a schiarite. Migliorerà poi in serata. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 30-31 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.